Un albero di Natale festoso, pieno di stelle, sotto il quale ci sono tanti desideri contenuti idealmente in questi pacchetti. Lei cosa spera di trovare quest'anno sotto l'albero di Natale? Ho già trovato la 13ª, va bene così. No, niente di particolare. Tanta serenità, solo quello. Per È stato un anno duro. Sì, è stato un anno duro, per alcuni problemi, comunque per tutti è stato duro, per tante problematiche che poi hanno accomunato un po' tutti, per chi più, chi meno, però c'è chi ha sofferto particolarmente e ancora credo che ci metterà un po' per risalire. Speriamo la salute prima di tutto e un po' di serenità. È un registratore per me e le mie sorelle, per quando suoniamo insieme dobbiamo insomma registrare qualcosa insieme finalmente. Quindi un Natale che riuscirà a passare in famiglia. Sì, quello di sicuro, noi 5 però insieme noi, per fortuna. Un po' di buonsenso da parte di tutti. Abbiamo un po' perso. Sì, tante polemiche per niente. Mi dispiace di questa situazione, però desideri che finisca il prima possibile. Un po' di tranquillità e che quindi questa epidemia rallenti e che non ci sia a gennaio il temuto aggravio di questa cosa. Questo spero, penso che sia condiviso da tutti. Cosa spera di trovare sotto l'albero di Natale quest'anno? Il vaccino. Il vaccino.